Sindaco Piva, ricevere delle minacce per una fusione del territorio è una cosa che ancora accade nel 2016. In ogni caso ricevere minacce in qualsiasi modo, in ogni occasione, crea sicuramente disagio per chi riceve questi messaggi che ovviamente denunciano il fatto che ci sono delle persone squilibrate nel nostro territorio, perché questo lo definirei l'atteggiamento, ma creano veramente un clima di intimidazione che noi vogliamo respingere in ogni modo. Infatti, per quanto mi riguarda, il mio impegno continua con la massima intensità e non è certo questo che mi ferma rispetto anche degli obiettivi che vorremmo conseguire per i nostri cittadini. Stiamo parlando di due comuni con due consigli comunali che hanno votato la richiesta di fusione dei loro comuni e che sono pienamente legittimati al voto che hanno fatto. Ecco, la Regione si è permessa, la maggioranza di questa Regione, Forza Italia e Lega, si è permessa di non consentire neanche ai nostri cittadini di andare al voto referendario per dire se vogliono o non vogliono la fusione. Questa discriminazione si è attuata per il fatto che, per esempio, in altri casi, per esempio il caso del referendum di Villorba e Povegliano, nel giro di 3 giorni la Regione ha deliberato in Consiglio regionale il giudizio di meritevolezza e dopo 2 giorni il Presidente Zaia ha fissato il referendum. Per quelle due comunità ci hanno impiegato praticamente una settimana a dare il loro parere. Per noi, come i comuni di Este e di Ospedaletto, abbiamo fatto 3 sedute di prima commissione, una seduta della conferenza autonomie locali, è saltato un consiglio regionale e ne è stato fatto un altro, in quest'altro ci hanno rimandato di nuovo in commissione. Se questa non è discriminazione, ditemi voi che cos'è.